Buongiorno, buongiorno, Focus TG come sempre in diretta. Andremo tra pochissimo a Tezze sul Brenta, dove alle 15:30 saranno celebrati davanti a una folla immensa. Le previsioni parlano di almeno 5.000 persone ai funerali di Sammy Basso, che è morto a 28 anni. A Tezze sul Brenta ovviamente ci sono i nostri colleghi. Seguiremo in diretta le esequie a partire dalle 13:30 sulle reti di Media Nord-Est. Sarà un modo per permettere anche a tutte le persone che non potranno essere fisicamente presenti all'ultimo saluto del giovane scienziato di Tezze, che così potranno seguire la cerimonia da casa. A celebrare il rito, che si svolgerà nel campo sportivo dietro la chiesa di Tezze, sarà il vescovo di Vicenza, Monsignor Vincenzo Brugnotto. L'arrivo della salma è previsto per le 14:50. Dalle 15 ci sarà un momento di lettura di pensieri da parte di amici e di parenti, ma andiamo subito in diretta a Tezze sul Brenta da Mirko Cavallin con la parte tecnica. Fabio Fagliero, a te Mirko. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti da Tezze sul Brenta. La campana del campanile della chiesa parrocchiale sta suonando l'orario di mezzogiorno, il coro sta già facendo le prove per la Santa Messa che, come dicevi, inizierà per la parte religiosa alle 15:30, dalle 15 le testimonianze, poi saremo più precisi nei nostri collegamenti con la diretta che inizierà dalle 13:30 su chi interverrà. Sono attese, appunto, come dicevi, migliaia di persone. Fabio vi sta mostrando le circa 2000 sedie già preparate qui nel parcheggio retrostante la chiesa. Un'altra area è adibita nella parte retrostante. La strada dove mi trovo io è quella che collega con le scuole e gli impianti sportivi, anche qui ci sarà gente, altri sul sagrato della chiesa e nella piazza. Riprendo quanto Sammy e la sua famiglia hanno scritto nell'epigrafe funebre: ne danno con tristi il lieto annuncio. Quindi tristezza e letizia che si mescolano in questa giornata, e questo splendido sole che sta baciando tutti dopo le piogge dei giorni scorsi sembra davvero quasi un segno dal cielo. Qualcuno sui social questa mattina ha fatto riferimento anche all'aurora boreale che ha interessato anche il nostro territorio la scorsa notte, leggendola anche questa come un saluto di Sammy dall'alto. Ci spostiamo nella parte retrostante perché voglio mostrarvi un cartello. Adesso ci arriviamo insieme a Fabio. Uno dei tanti segni primi che già stanno arrivando. C'è già effettivamente gente che sta cercando di prendersi i primi posti. Ovviamente ci sono le autorità, ci sarà il presidente della regione Luca Zaia, ci sarà la europarlamentare Elena Donazzani, il ministro Ceriani, altre autorità locali, oltre al vescovo Brugnotto che hai citato, che presiedeva la cerimonia. C'è anche il vescovo emerito di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol, e il vescovo Tessarollo, che è nativo proprio di Tezze sul Brenta, oltre a una quarantina di sacerdoti. Ecco, con Fabio vi mostriamo questo cartello, la sua classe di nascita, la classe 95 da Etese, così si dice, si pronuncia il nome del paese. Sammy, stammi sempre vicino, con quel simbolo che la sua associazione ha scelto proprio per significare quel gene, quel piccolo gene difettato sui 3.200.000 geni che compongono il DNA umano, quello che a lui ha provocato la progeria, cioè l'invecchiamento veloce. Questa al momento è la situazione da Tezze sul Brenta. Ripeto, sentite la musica, è musica allegra, è quello che probabilmente Sammy avrebbe voluto. C'è il basso, la chitarra elettrica, un coro, quello di Schio, dove lui è nato, che canterà. E questo sarà tristezza e letizia in questa giornata da Tezze con la nostra diretta dalle 13:30. Per il momento è tutto, a te la linea. Grazie a Mirko Cavallini, a Fabio Fagliero per la parte tecnica. Ieri sera abbiamo dedicato gran parte di Focus alla scomparsa di Sammy Basso e pensiamo anche noi che avrebbe voluto sicuramente essere ricordato con l'allegria che lo connotava, no? La serenità di un ragazzo di
28 anni, invecchiato precocemente per colpa della progeria, che nel giro degli ultimi 10 anni ha fatto cose straordinarie anche nel campo della ricerca e della scienza, ma ha dato un esempio umanamente, un fulgido esempio, si dice in questi casi, proprio di altruismo, di dolcezza, di generosità, di dignità, davvero una persona straordinaria, al di là della patologia che poi lo ha suo malgrado reso celebre, proprio perché questa condizione gli ha offerto la possibilità di combattere, di lottare contro questa sindrome di Hutchinson e Gilford, da cui sono affetti un centinaio di persone nel mondo, e Sami Basso è stato il più longevo. Qui l'abbiamo visto con il Papa, l'abbiamo visto col Presidente Zaia, una vita intensissima di grandi esperienze, anche di grandi soddisfazioni personali, professionali, culturali. È riuscito in pochi anni a conseguire 2 lauree in microbiologia. Andiamo avanti con la cronaca. Vi ricordo dalle 13:30 su Rete Veneta in diretta i funerali. Si prevede davvero una folla immensa. Tra poco ci collegheremo con Valentina Visentina a Padova, perché una bambina di 12 anni che ha attraversato i binari con il casello chiuso, ieri è stata investita da un treno, purtroppo è morta nella notte. Ci collegheremo con Valentina Visentina, ma vediamo intanto un'altra tragedia, quella della sedicenne di Montagnana che si è lanciata dalla finestra della sua scuola. Dalla ricostruzione dei carabinieri è stato confermato l'atto volontario e la procura ha comunque aperto un'inchiesta. Si svolgerà oggi l'autopsia sul corpo della studentessa di 16 anni morta mercoledì precipitando da una finestra dell'istituto superiore che frequentava a Montagnana. La procura di Rovigo ha aperto un'indagine contro ignoti per accertare la dinamica e le cause del decesso della ragazza iscritta al 3° anno dell'istituto Jacopo da Montagnana, che si è lanciata nel vuoto dalle scale di emergenza. I carabinieri hanno eseguito i rilievi e tutto lascia pensare che si sia trattato di un gesto volontario. Da tempo infatti la ragazza era seguita perché stava vivendo un periodo di profonda difficoltà psicologica. La sedicenne aveva chiesto di andare in bagno ai professori e poi non era più rientrata in classe, si era gettata dalla finestra del 1° piano. Il suicidio della sedicenne ha sconvolto i compagni di classe, tutti gli studenti dell'istituto, nonché i docenti che hanno ritrovato il corpo insieme ai bidelli. Il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, lancia un messaggio ai giovani e agli adulti che li affiancano nella crescita per riflettere su questa tragedia. Ho come la sensazione che non abbiamo dei grandi ideali, delle grandi mete da raggiungere e conseguentemente si rischia di restare insoddisfatti e incerti sul proprio impegno. E in altre occasioni come se gli obiettivi che noi proponiamo ai giovani, noi come mondo di adulti, fossero troppo bassi per loro e restassero insoddisfatti, ci restasse tutta una dimensione non soltanto di insoddisfazione ma anche di non senso per il loro impegno, per le loro attività, per la fatica che devono fare per diventare adulti. Ecco, forse dobbiamo avere più fiducia nei giovani e quindi chiedere di più ai giovani. E purtroppo i giovani sono protagonisti di tanti casi di autolesionismo e c'è ovviamente una grande attenzione per la salute mentale per quanto riguarda gli adolescenti, perché aumentano i casi di fragilità e anche il Veneto si organizza attraverso iniziative sul territorio come quella di dare lavoro a chi soffre di questo male oscuro, la depressione. Ad Antenna 3 un padre ha raccontato la storia della figlia che ha scritto e pubblicato un libro sul suo malessere, una ragazza che oggi purtroppo non c'è più. Noi voci invisibili perché il disturbo non lo vedi, ripeto, non è come un braccio rotto, non si vede ma c'è.
e appunto volendo fare le cose in grande, una volta iniziato a scrivere ho voluto provare a pubblicarlo. Elisa per me vive così, è un padre visibilmente commosso. Maurizio con queste parole racconta perché ha voluto consegnare nelle mani dei media e del pubblico in sala l'evento organizzato a Santa Caterina a Treviso nel giorno dedicato alla salute mentale, le parole della figlia Elisa, oggi scomparsa. Che io non volevo morire, cioè che io avevo ancora tanto da dare, tanto da vivere, tanto da fare. E quello che stavo facendo era una cazzata. Affetta da una forma grave di bipolarismo, Elisa ha lottato contro il male oscuro dentro e accanto a lei c'era la famiglia. Della mente, il dolore del cuore, il dolore dell'anima ti trasforma in dolore fisico e ti stravolge anche la fisicità. Noi ci accorgevamo quando Elisa stava male, pur non dicendoci nulla, solamente dal colore e dallo sguardo che aveva. Si trasformano questi ragazzi. Scrittrice, Elisa, designer di moda, viaggiatrice, quel vuoto che ciclicamente la divorava. Il padre Maurizio da Como è arrivato in Veneto per condividere questa storia e fare rete. Elisa si è aggravata con il Covid, racconta il papà l'importanza per chi vive un dramma interiore di sentirsi realizzato con il lavoro. Lavorava a Firenze, quindi era proprio nel cuore, in uno dei cuori pulsanti del campo del settore della moda. Si sono fermate le sue attività e come sono fermate le attività si è fermata lei e non è riuscita più a risalire la china. Al suo fianco c'è Luciana Cremonese, alla guida della cooperativa Il Solco. Un dato di settembre, sì. Da gennaio-settembre, 100 sono state le persone che sono morte per cause non naturali, ok? Quindi con un suicidio, nel territorio trevigiano, e di questi ci sono minori. Solco dà lavoro a chi soffre di disturbi mentali, è sul territorio grazie ad un sistema cooperativo e agli imprenditori che scelgono di investire in questo ambizioso progetto, di aprire uno spiraglio di luce in chi vive nel buio. Non possiamo considerarci solo malati, se noi fossimo identificati solo con quello, non sarebbe una vita degna di essere vissuta. Quindi quello che noi abbiamo cercato negli anni è quello di dare un'identità diversa alle persone che arrivano da noi. E nonostante le difficoltà si può lavorare e questo è fondamentale. Andiamo ancora alla cronaca, un terremoto in casa del Calcio Padova. L'attaccante Michael Liguori è stato condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi per violenza sessuale avvenuta nel 2018 a Teramo. In campo con la maglia bianco-scudata è attualmente il migliore, ma nell'aula del tribunale è stato condannato a 3 anni e 4 mesi per violenza sessuale. Bufera in casa Padova, l'attaccante Michael Liguori ieri è stato condannato in primo grado a seguito di una denuncia presentata da una ragazza di appena 14 anni all'epoca dei fatti. La violenza sessuale risale a luglio del 2018. Liguori aveva 19 anni ed era reduce dalla sua prima stagione da professionista in Serie D con il Pescara. Insieme ad un amico, dopo una serata, i due avrebbero abusato di 2 ragazze di 14 e 16 anni. Durante il processo l'attaccante, ora in forza al Padova, si è sempre difeso sostenendo che il rapporto con la minorenne fosse stato consenziente. Il Calcio Padova ha preso la notizia della sentenza di primo grado. Il presidente Francesco Peghini e l'amministratore delegato Alessandra Bianchi hanno dichiarato che la società non esprimerà alcun tipo di valutazione in merito alla vicenda fintanto che la giustizia non si sarà espressa con una sentenza definitiva in ultimo grado di giudizio. Nel frattempo è in discussione la presenza di Liguori, migliore in campo contro il Vicenza, nella prossima partita di campionato con il Giana Erminio. Servizio Valentina Visentin a Sovizzo. Andiamo a Sovizzo. Le Fiamme Gialle hanno scoperto gravi irregolarità in un laboratorio tessile, personale in nero e mancata prevenzione dei rischi. L'attività è stata sospesa, l'immobile sequestrato, il titolare è stato denunciato. Sentiamo Daniele Garbin. In un opificio di Sovizzo, i finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno accertato la presenza di 7 lavoratori in nero sugli 8 presenti in azienda, un grande laboratorio tessile gestito da cittadini cinesi, fornitori di una nota casa di moda. Controlli che erano eseguiti unitamente al personale dell'Ispettorato del Lavoro nell'attività di prevenzione e sicurezza proprio dei posti di lavoro. Accertata anche la presenza di un clandestino tra i 7 lavoratori irregolari. Inoltre le Fiamme Gialle hanno rilevato una serie di gravi inadempienze in materia di prevenzione e protezione dei rischi, come la completa assenza del documento di valutazione previsto per legge. Per questo è stata erogata una sanzione di 14.000 euro, la sospensione immediata dell'attività e l'obbligo di regolarizzazione delle posizioni lavorative. L'immobile e le attrezzature sono state poste sotto sequestro preventivo e il titolare è stato infine denunciato all'autorità giudiziaria.
un'imprudenza, forse un attimo di distrazione. Una ragazzina di 12 anni ha attraversato i binari a Padova ed è stata travolta da un treno, è morta questa notte. Andiamo in diretta da Valentina Visentini. Vale. Sì? Vai. Sì, buongiorno da Padova, ci troviamo proprio nel punto in cui ieri si è consumata l'ennesima tragedia con di fatto la terza studentessa padovana morta mentre andava a scuola. Cosa è accaduto ieri pomeriggio? La dodicenne che è stata investita e trascinata da un treno merci mentre attraversava questo passaggio ferroviario, purtroppo nella notte è deceduta. Le sue condizioni erano gravissime ieri pomeriggio quando appunto è avvenuto l'incidente. Nella notte si sono aggravate fino arrivando al decesso. La vittima si chiama Olesia, una ragazzina di origine ucraina di appena 12 anni. Ieri pomeriggio, appena finita la scuola con delle amiche, stava attraversando questo preciso punto dove ci troviamo noi adesso. Una volta alla strada c'era il passaggio per le auto, adesso è rimasto solo il passaggio pedonale per unire il quartiere della Stanga al quartiere di San Lazzaro. Con lei c'erano delle amiche che sono riuscite ad attraversare, mentre la ragazzina purtroppo è rimasta più indietro e nonostante il macchinista abbia tentato di frenare è rimasta agganciata ed è stata trascinata per alcuni metri. Lo vedete, adesso le sbarre si sono aperte, tanto è il passaggio perché è proprio un punto veramente di collegamento tra due quartieri e la gente lo utilizza per attraversare a piedi, in bicicletta, anche in monopattino. Una situazione che però il comitato Stanga, e qui con me c'è Maria Elena Martinez che ne è una rappresentante, ha più volte denunciato la pericolosità di questo passaggio. Maria Elena, perché è così pericoloso e perché voi parlate di tragedia annunciata? Ci sono due motivi principali, perché divide San Lazzaro dalla Stanga e San Lazzaro non ha le scuole. Non avendo le scuole, tutti i bambini in età di scuola media e elementare devono venire alla Stanga. Questo determina che hai un flusso di persone altissimo, in più moltissime persone passano anche per lavorare e per andare soltanto anche solo a fare la spesa, perché San Lazzaro praticamente ha pochi esercizi e pochi servizi. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è perché queste sbarre sono le vecchie sbarre delle auto. Non sono sbarre proprie per impedire ai pedoni di passare, al nostro avviso, non hanno un sistema per impedire di passare sotto e in più ci sono di fatto, anche quando sono abbassate, dei punti molto semplici da passare per chiunque, anche in bici. Quindi cosa chiedete perché venga messo in sicurezza questo passaggio strategico? Allora, per la scuola immediatamente una navetta, perché è l'unica maniera per impedire che i ragazzi ancora utilizzino questo passaggio, una navetta per andare a scuola. Poi queste barre vanno assolutamente cambiate, ma va fatto un sottopassaggio. La proposta del Comune di fare degli ascensori che arrivino nel vicino ponte e poi portino giù non è assolutamente consona alla situazione, perché qui passano tantissime persone, siamo qua da 2 minuti in un orario non di punta e sono passate già decine di persone. È così, questo è un punto di unione, bisogna riunirlo questo quartiere perché la gente lo unisce lo stesso, altrimenti ha rischio della sua vita. E appunto la ragazzina di 12 anni stava attraversando dal quartiere Stanga diretta verso San Lazzaro. La procura ha aperto un'inchiesta, c'è un'indagine in corso, i rilievi curati dalla polizia ferroviaria che ieri è intervenuta sul posto. Il pubblico ministero appunto ha aperto un'inchiesta per chiarire tutti gli aspetti e ricostruire nel dettaglio la dinamica di questa tragedia. Di fatto Olesia, 12 anni, è la terza vittima dall'inizio della scuola qui a Padova, perché pochi... Ecco, senti. Devono chiudere questo passaggio a livello, ogni volta fanno incidenti qua, sempre vediamo le volanze. Lo devono chiudere, hanno fatto anche una bambina del male questo treno qua. E avete sentito appunto, siamo qui da pochi minuti e insomma, anche questo automobilista ha denunciato la pericolosità del punto in cui ci troviamo. Direttore, da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini e a Francesco Rattai per la parte
tecnica, ancora cronaca, una volante della polizia che è stata speronata da 2 stranieri in fuga che guidavano ubriachi e sono stati portati al centro per i rimpatri di Catania. Una presunta spaccata all'intervento della polizia, poi l'inseguimento e l'incidente. 2 tunisini sono stati portati con un provvedimento del questore nel centro per i rimpatri di Catania per essere espulsi dall'Italia. La nottata di follia era iniziata con la segnalazione di un tentativo di furto in corso in via San Crispino, in zona Stanga. Arrivate sul posto, le volanti hanno sentito il boato di una vetrina che si infrangeva e poco dopo 2 persone scappare, scavalcando una recinzione. Mentre cercavano di individuare i responsabili, i poliziotti si accorgono di un'auto che ingrana la marcia e parte a tutta velocità. Ne nasce un inseguimento in alcuni tratti anche contromano in via Longhin e in via Donà, tra via Gattamelata e via Boccaccio. Alla fine i 2 stranieri in fuga si sono scontrati con l'auto della polizia e poi contro il palo della luce. Alla guida c'era un 27enne ubriaco e senza patente. Il suo complice, un connazionale 43enne, irregolare senza fissa dimora con precedenti per furto. Dopo gli accertamenti, i poliziotti hanno rilevato che il danneggiamento della vetrina in via San Crispino non era un tentativo di furto, ma era stato causato dai 2 ragazzi che, spintonandosi, avevano colpito e infranto il vetro. Dunque i 2 tunisini erano estranei ai fatti, ma sono stati denunciati per resistenza, guida in stato d'ebbrezza e false generalità. Il questore ha disposto per loro l'espulsione dall'Italia. Un'auto pirata ha devastato la pensilina di una fermata MOM, al setaccio le telecamere di videosorveglianza per risalire al responsabile. Un boato e poi il silenzio. I residenti allarmati hanno chiamato le forze dell'ordine. Fuori, poco prima del sottopasso ferroviario di via Ghirlanda, strada che porta alla sede della provincia, la pensilina di una fermata MOM completamente distrutta. Vetri a terra e struttura piegata. Lo scontro di un'auto di grossa cilindrata o forse di un furgone che intorno alle 22 ha perso il controllo salendo sul marciapiede e investendo la struttura, fortunatamente in quel momento deserta. Poi la fuga, nessun ferito. Non si è infatti fermato dopo il danno causato chi era la guida del mezzo. È caccia al pirata. Sul posto, dopo le segnalazioni dei cittadini, sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale che hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada pulendola dai vetri in frantumi. Intanto i vigili stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza per risalire all'identità del responsabile. Non il contrario. Allora vediamo ancora un folle inseguimento, il folle inseguimento di Treviso, ne abbiamo parlato ieri, sentiamo una testimone che ha detto sono viva per miracolo, il 33enne ghanese che ha davvero danneggiato l'auto e rischiato anche di fare molti più danni e ora ai domiciliari in attesa del processo. Fermato con il taser dai carabinieri e arrestato. È stato convalidato l'arresto per il 33enne di origini ghanesi che aveva seminato il panico correndo a folle velocità verso il centro di Treviso, dopo il mancato stop all'ALT di una pattuglia della polizia locale. Processato per direttissima e ora ai domiciliari in attesa del processo. Paura tra i cittadini che hanno loro malgrado assistito alla scena. Tra loro anche Moira, appena uscita dalla lezione di inglese nella scuola di fronte alla quale la corsa del 33enne si è conclusa. Io mi sento veramente fortunata perché io ero uscita da scuola, vorrei dire, un minuto prima e anche oltre per quanto riguarda me stessa non c'erano altri studenti, gli altri studenti erano all'interno della scuola in completa sicurezza. In quel momento, quando quest'auto è arrivata, non c'era nessuno sull'attraversamento pedonale e io veramente diciamo che l'ho scampata perché se fossi stata lì mi avrebbe sicuramente investito. È stato un momento un po' spaventoso perché qui ci siamo molti pedoni che usciamo dalla scuola, ci sono le auto che arrivano in senso opposto. È il racconto di quei momenti concitati. E ho visto proprio arrivare quest'auto nera
a velocità veramente pazzesca con le forze dell'ordine che erano, diciamo, all'inseguimento. Purtroppo l'auto, quando è arrivata esattamente qui un attimo prima della scuola, ha imboccato il PUT in senso inverso per andare verso il ponte della Gobba per scappare. I carabinieri gli hanno intimato l'ALT, lo stavano proprio chiamando col megafono, purtroppo non voleva saperne di fermare l'auto, di scendere, e ho visto un carabiniere che ha cercato di, attraverso l'abitacolo, di fermare la corsa di questa persona. Addirittura poi il guidatore ha nuovamente fatto partire l'auto, il carabiniere è stato trascinato con le ginocchia sull'asfalto. Plauso alle forze dell'ordine anche da parte del sindaco Mario Conte, che chiede però la certezza della pena. Sono stati davvero straordinari perché hanno saputo evitare disgrazie maggiori. Io spero che adesso la certezza della pena sia garantita e soprattutto quella persona che ha innescato quella rocambolesca fuga venga assicurato alla giustizia. Allora ancora alle spaccate, un incubo a Mestre e in molte altre città, nel mirino dei malviventi, il bar Serena a ridosso di Piazza Ferretto. Purtroppo non si lavora e non si vive tranquilli, siamo tutti sotto assedio dei criminali. Il commento rassegnato del titolare del locale. La gente comincia a essere veramente stufa. Già è difficile lavorare, andare avanti, avere ogni notte il pensiero di quando vado a dormire troverò, non troverò, la sorpresa è sempre, non ti fa dormire bene. A Mestre continua l'incubo spaccate, vittima del o dei malviventi Francesco, titolare con il fratello Massimiliano del bar Serena nella centralissima via Puerio, letteralmente a 2 passi da Piazza Ferretto. Danni ingenti per un bottino sostanzioso, sebbene non della stessa entità dei danneggiamenti. È diverse migliaia di euro, adesso vedremo come riusciremo a fare e niente, e andiamo avanti. Il colpo messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì scorso, dopo le 3 del mattino, quando l'allarme è suonato per un paio di volte, con il ladro fotografato una volta entrato da una delle telecamere del locale dopo aver sfondato una delle vetrine del bar. Alla fine hanno optato per la vetrina, il vetro non ha retto e basta. Cosa hanno portato via? Tutta l'apparecchiatura. Telefoni, computer, iPad, tutto quello che ti serve per lavorare, la cassa, il cassetto, tutto, hanno raso al suolo. Il colpo dopo un paio di tentativi di effrazione sfumati nei mesi scorsi, racconta sempre il titolare del bar Serena, mostrandoci ciò che resta di quei tentati assalti. Era questione di tempo, abbiamo già trovato nell'arco di un paio di mesi a questa parte i segni sulla porta. E sempre nella stessa notte è registrata una successiva intrusione anche al mercato coperto di Mestre. Dopo il colpo, ora lo sconforto e la paura regnano sovrane oltre l'angoscia d'ogni ora del giorno e della notte, conclude un rassegnato Francesco. Stanno passando dappertutto, quindi purtroppo è solo questione di tempo per chiunque, ahimè. Servizio di Anna Maria Parisi, andiamo a Vicenza dove nella zona di Monteberico c'è stata una raffica di furti, tra questi anche quello ai danni di una vedova che aveva appeso all'ingresso un'epigrafe sulla morte del marito. I ladri ne hanno subito approfittato e si è trovati peraltro davanti in casa. Ma andiamo a Vicenza da Daniele Garbin perché i cittadini esasperati sono andati dal questore. A te Daniele. Sì, confermo direttore, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. In compagnia con me c'è il rappresentante Luca Periz dei cittadini e Nicolò Clerio di Fratelli d'Italia, coordinatore in Consiglio Comunale. Buongiorno. Ecco, siamo appena tornati proprio da poco e ci siamo proprio incontrati qui, proprio alle pendici, alle mie spalle proprio iniziano i portici. Questa è la zona prestigiosa, insomma, di Vicenza, proprio che va verso il santuario, che purtroppo è da oltre un anno sta subendo, in particolare rispetto ad altre zone, anche questa, furti in casa. Soprattutto, vero Luca, loro sono organizzati un comitato e hanno fatto partire quello efficacemente i controlli di vicinato. Com'è la situazione? La situazione è sempre più allarmante, basti pensare che negli ultimi 8 giorni sono verificati 3 furti, per non parlare delle decine dello scorso inverno. Noi come gruppo contiamo oltre 120 persone,
Abbiamo un'attività molto utile di scambio di immagini, di videosorveglianza, foto che vengono prontamente trasmesse alle forze dell'ordine per le indagini. Vediamo che bene o male questi individui sono bande di 3, 4, 5 persone vestite con cappellini, zainetti, scarpe da ginnastica, jeans o tuta, sono sempre abbastanza riconoscibili nell'abbigliamento. Voi vi scambiate anche le informazioni, le auto di grossa cilindrata, diceva? Ecco. Spesso sono auto di grossa cilindrata che, con una persona che fa da palo mentre gli altri intervengano nel giro di pochi secondi, sanno benissimo dove colpire, sono furti che durano manciate di secondi veramente, dove mettono fuori uso i sistemi di sicurezza ma anche ignorandoli intervengono lo stesso, e noi a questo punto siamo veramente in una situazione di forte disagio, perché il timore non è solo quello legato al furto dei beni materiali, ma essendo una zona abitata esclusivamente da famiglie, abbiamo paura che possa avvenire qualcosa di ben più pericoloso. Ecco, ricordiamo anche l'ultimo episodio che aveva stato un po' l'indignazione anche del presidente della regione Luca Zaia, la signora vedova, che proprio ha sorpreso i ladri in casa, che erano convinti magari di trovarla vuota proprio per i funerali. Oggi era presente chi all'incontro? Era presente il figlio della signora Spagnola, è stato veramente un episodio spregevole, direi, perché i ladri hanno visto che in quella casa era appena mancata una persona e si sono intrufolati il giorno dopo con la vedova purtroppo presente in casa, hanno messo a soqquadro, hanno rapinato la signora e se ne sono andati. Ecco, non se ne può più. Non se ne può veramente più, è necessario un cambio di rotta. Ecco, su questo sentiamo proprio come è andata l'incontro con il portavoce Nicolò Clerio, che ha un po' costituito questo gruppo, quando e soprattutto perché. Allora, da oltre un anno abbiamo creato questo comitato di quartiere che conta 120 aderenti. Stiamo sensibilizzando sia l'amministrazione comunale nell'implementare la zona che è sprovvista di telecamere e di targa system, la questura che dovrà approvarlo comunque in un tavolo di comitato ordine e sicurezza pubblica. Abbiamo avuto la garanzia che approveranno questo sistema e aumenteranno i controlli già nelle prossime ore, sia con il pattugliamento normale sia con il dispositivo di ordine pubblico. Mi soddisfa questa risposta? Sì, è stato un incontro molto importante e ci voleva. Noi abbiamo già sensibilizzato l'amministrazione che latita purtroppo in questo momento nel dare risposte concrete ai residenti di una zona che è la migliore zona residenziale della città e la più visitata a livello turistico. Quindi confidiamo nelle forze dell'ordine, se servirà andremo anche ulteriormente dal sindaco e dal prefetto. Ecco, allora intanto vi auguro buon lavoro. Direttore, in questo momento questa è la situazione, se non hai domande da porre tu ai nostri ospiti. Grazie, molto bene, grazie Daniele, a te e a Cristian Rocchi Allende per la parte tecnica, e restiamo su questo versante del crimine, perché il sindaco Luigi Brugnaro ha effettuato con la polizia locale a Venezia, a Mestre, un sopralluogo notturno in alcune delle zone più a rischio. Critiche le opposizioni, a Mestre serve altro. Una notte di sopralluoghi con polizia locale, Veritas e servizi sociali attraverso alcune delle aree di Mestre più in sofferenza sul versante sicurezza. L'aveva già annunciato la settimana scorsa il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Tornerò a fare le passeggiate notturne e chiederò il ritorno dei lagunari. Quindi, dopo l'incontro a Roma con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che arriverà in città a metà novembre, in cui è stata avanzata la richiesta di più forze a presidio del territorio, il primo cittadino ha percorso via Giustizia, via Trento, la stazione ferroviaria, il sottopasso che collega Mestre a Marghera. Per il sindaco la sfida si vince con il diritto e con leggi aggiornate. Provo la stessa rabbia che provano i cittadini, ha detto Brugnaro, indicando tra gli obiettivi evitare l'escalation e ribadire che lo Stato c'è. Dall'opposizione però lo sguardo è critico. La notte di controlli coi vigili a Mestre lascia il tempo che trova e più scenografica che di sostanza, secondo il senatore Dem e segretario regionale del PD Andrea Martella, che punta il dito sull'assenza di politiche sociali del comune. Noi abbiamo detto da tempo è necessario intervenire sul controllo del territorio, sul suo presidio, sulle attività di maggiore sicurezza dal punto di vista della repressione, ma è necessario anche intervenire con politiche sociali che possano affrontare il tema del disagio e della fragilità e che possano contrastare ogni forma di degrado. Senatore Andrea Martella, adesso andiamo a Treviso da Edi Kaliman, perché è imploso il tetto di un'abitazione disabitata.
si è bloccato un vicolo, ci sono famiglie intrappolate. In diretta Edi Kaliman da Treviso, a te. Direttore, buongiorno ai tuoi telespettatori. Hai usato la parola giusta, è imploso il tetto di questo caseggiato in stato di disuso, di completo abbandono da tantissimi anni, come ci hanno confermato anche alcuni residenti che passavano da queste parti, e che tanto ha fatto preoccupare in questi anni il suo stato di abbandono. E proprio ieri sera, erano circa le 23, il tetto è crollato. Fortunatamente non c'era nessuno che passava con le auto o a piedi o in bici, perché devi sapere, direttore, che questo è un vicolo di Treviso, più precisamente la località Fiera, che porta al nuovo residence di Calzaia, che è stato costruito pochi anni fa e dove vivono ben 60 famiglie, che ieri sera, fino al completo smantellamento di tutti i calcinacci che Nicoletta sta anche riprendendo, quello che è rimasto dei calcinacci rotti che sono arrivati fino alla strada, è l'unica via di accesso a queste case. 60 famiglie sono rimaste per alcune ore di fatto isolate, perché ancora non c'erano le autorizzazioni per poter accedere con le macchine al residence, che ora devono infatti attraversare un tratto pedonale della Restera per poter accedere alle proprie case. Come sta inquadrando Nicoletta, il tetto è completamente distrutto, una costruzione in legno, una costruzione molto antica, che una volta era anche una officina, come si può vedere ancora dall'insegna che è rimasta attaccata. Ci hanno confermato i vigili della polizia locale che ieri sera sono intervenuti con 2 pattuglie insieme a una dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, che appunto nessuno è rimasto ferito. Ovviamente però ha comportato dei disagi, ovviamente c'è stato il pericolo che qualcuno si facesse male, perché questo è un vicolo che dal centro di Treviso a piedi si può anche transitare per poter arrivare alle fiere di San Luca. Infatti la preoccupazione era quella che, essendoci appunto le fiere in corso a pochi passi da qui, le attrazioni insomma delle fiere, potessero transitare più persone rispetto a quelle che in realtà ci fossero. Quindi fortunatamente, direttore, lo ripetiamo, nessun ferito. Ora, pochi istanti fa, prima del collegamento, c'erano qui con noi dei tecnici, i periti che stanno svolgendo le analisi sul caseggiato. È tutto in sicurezza, motivo per cui noi possiamo rimanere qui e farvi vedere queste immagini. Quello che è certo è che non si sanno ancora, ci avevano detto, i tempi della messa in sicurezza completa e dello smantellamento di questo immobile. Presente anche il proprietario degli immobili, che ora dovrà valutare, stava valutando anche con i periti e i tecnici cosa fare per appunto mettere in sicurezza la zona. Qui c'è un supermercato, proprio queste sono le mura del supermercato di Fiera, che appunto è esattamente, si affaccia al caseggiato che stiamo appunto documentando, andato completamente in rovina. Direttore, se non hai domande, per il momento questa è la situazione da Fiera Treviso. Ti restituirei la linea. Grazie molte. Edi Kaliman dalla Restera a Treviso, accerchiato e minacciato da 7 ragazzi tra i 15 e i 16 anni che gli chiedevano denaro, vittima un 14enne, il bottino di meno di 2 euro, 2 denunciati. Indaga la polizia, il fatto è accaduto in pieno centro a Treviso. Vediamo. Bloccato mentre stava camminando nella strada verso casa, accerchiato e minacciato, in 7 contro 1. Vittima un ragazzo di 14 anni che a metà pomeriggio, finita scuola, stava tornando a casa percorrendo vicolo Tezzone, a 2 passi dalla chiesa di San Martino Urbano e Corso del Popolo, nel pieno centro di Treviso. Il gruppo di ragazzi, tutti tra i 15 e i 16 anni, hanno prima fermato il 14enne bloccandogli le vie d'accesso verso la fuga e poi minacciato chiedendogli denaro. Alle resistenze del giovane sarebbe poi partito anche qualche schiaffo a mano aperta. È stato quello il momento in cui il gruppo gli ha messo le mani in tasca, rubando i pochi spiccioli che aveva, 70 centesimi. Il giovane, impaurito, è riuscito a scappare dalla morsa del gruppo, fuggendo verso le vie laterali, dove ha chiamato subito i genitori, che prontamente hanno allertato la polizia, arrivata sul posto con 2 pattuglie. Una a prestare soccorso al 14enne, l'altra partita alla ricerca dei 7 giovani rapinatori, 2 i denunciati. Fatti che non sono nuovi nella zona e nelle aree limitrofe alla stazione, dove sono proprio i ragazzi stessi a raccontare il clima che vivono quotidianamente. Ne sento parlare spesso e non conosco anche delle persone purtroppo vicine a queste cose, però
cioè so che se sono con altre persone non mi sento impaurita, però so che possono succedere, a volte mi spavento. Una settimana fa ho visto che c'era la polizia in stazione e anche è arrivata l'ambulanza, però non so se fosse stata una rissa o qualcos'altro. Sentite poco sicure? Sì, io non ascolto queste cose, cioè non lo sapevo. Hanno rubato il portafogli, quindi... Anche tipo in stazione, che ci sono tante persone, tipo una volta ho visto la polizia e un'ambulanza. Ci sono un botto di risse qua. Oggi è stato minacciato uno, arriva il padre e gli fa: se voi minacciate mio figlio io vi denuncio, ecco, con la polizia. Non si esclude che alcune delle risse siano state organizzate tramite un gruppo Telegram con cui i ragazzi si danno appuntamento. Se si apre il Telegram, in teoria ci deve essere un canale, io sento delle luci, che se apri c'è un canale e basta. Ah sì? Come si chiama questo canale? Come si chiama il canale? Quello dove ci sono le risse, su Telegram. Si sa che a Treviso succede. Cioè io sono sicuro, cioè, non ho paura, sinceramente, perché comunque basta farsi un po', tra virgolette, i cavoli tuoi, non fare tanto casino e niente. In realtà ultimamente no. Cioè, l'anno scorso era peggio, assolutamente sì. L'anno scorso era tanto di più. Adesso ci sono anche i militari, quindi nessuno viene qua. Sì, la situazione si è cambiata abbastanza, si è calmata. Si è calmata, adesso è chill. L'anno scorso era molto peggio, assolutamente sì. Ci sono ogni tanto risse qua in giro e basta. Per motivi anche inutili, però ci sono. Sì, una volta ho sentito un mio amico, l'hanno preso in 20. Qua in stazione, sempre qua. È una zona poco sicura, cosa pensi di queste cose? Secondo me sì, è poco sicura. Un po' più di controlli ci vorrebbero. Torniamo a Tezze sul Brenta da Mirko Cavallin, alle 15:30 i funerali di Sami Basso, che seguiremo in diretta a partire dalle 13:30 su Rete Veneta. A te la linea, Mirko. Ben ritrovati ancora, direttore. Parto da questa vignetta che ho trovato questa mattina sulla rete, sui social. Basso, ecco l'altissimo, allora si vede Sammy 1995-2024 e ha immagine e somiglianza di Dio, come dice la Bibbia. Qui è Dio che ha somiglianza di Sami Basso. Con me c'è Riccardo Zanolli, vicepresidente dell'associazione AIPROSAB, fondata proprio da Sammy. Giornata, dicevo prima, che mescola tristezza e letizia, quella che era stata annunciata nell'epigrafe. Sì, è stato lui stesso a volere che fosse scritto così, in modo un po' che sembrasse un errore forse, ma per chi lo conosce bene sa che lui non ha lasciato nulla al caso per questo giorno. Vi sorprenderà. Sì, voleva che fosse una festa. Infatti vedete alle nostre spalle che stanno provando diversi canti, non ho sentito canti tristi, solo canti di gioia, ed è la gioia che ci ha lasciato nel cuore che ci fa forza per portare avanti il suo messaggio. L'associazione quindi è una domanda retorica, ma va avanti assolutamente più di prima. È nata per andare avanti nonostante tutto, soprattutto ora che ci ha lasciato a pochi metri dal traguardo, probabilmente consapevole del fatto che ce l'avremmo fatta anche da soli, e faremo di tutto per arrivare a quello che lui sognava, per cui ha studiato e per cui ci ha preparati. E non vediamo l'ora e c'è bisogno del sostegno di tutti. Come hai incontrato tu Sammy? L'ho incontrato alle scuole superiori e poi siamo stati insieme fino all'ultimo istante. Grazie Riccardo, ti lascio andare a mangiare un boccone vista la giornata lunga. Riccardo Zanolli, vicepresidente dell'associazione AIPROSAB, e in qualche modo prende l'eredità che Sammy ha lasciato. Dalle 13:30 diretta integrale dei funerali, vi aspettiamo. A te direttore. Grazie a Mirko Cavallini, a Fabio Fagliero per la parte tecnica. A dopo. Adesso andiamo in diretta a Mestre da Ilaria Marchiori, perché c'è un boom di virus, è già pronta una campagna di vaccinazione con vaccini per il Covid e l'influenza. ULSS 3 di Mestre, andiamo da Ilaria Marchiori. A te Ilaria.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, proprio come hai detto tu, è partita la campagna vaccinale prima rispetto a quelle degli anni precedenti. Ne parliamo proprio qui con la dottoressa Capretta, referente vaccinale per l'Ustre Serenissima. Benvenuta dottoressa. Innanzitutto, per quale motivo si è partiti prima questa volta? Grazie, buongiorno a tutti. È stato deciso a livello regionale, ma sono un po' di anni che ci si lavora, di iniziare sempre un pochino prima, quindi negli anni abbiamo sempre di più anticipato la partenza. Questo perché di fatto sappiamo che al di là della stagionalità e del clima, questi virus arrivano sempre un pochino prima, cioè arrivare a partire a novembre di fatto è tardi. Ecco, quindi si è partiti prima per questo motivo. Effettivamente vediamo che influenza sì, Covid sì, tanti virus anche parainfluenzali. Sì, esattamente, lo percepiamo già il fatto che circolano. Non abbiamo ovviamente ancora casi rilevanti, importanti, perché di fatto non si misura più, un po' come la pandemia, in maniera costante, però abbiamo una certa percezione a livello ospedaliero. Abbiamo pochissimi casi, però un leggero movimento già lo percepiamo. Ecco, le fasce più colpite ovviamente sappiamo quelle fragili, anziani e anche bambini. Assolutamente sì, l'influenza è tipicamente una vaccinazione ed è una patologia che colpisce l'età pediatrica. Abbiamo il picco nei bambini ovviamente ad inizio nuovo anno, però di fatto è una patologia particolarmente impegnativa e grave per tutti i soggetti con una fragilità o con un'età molto avanzata. Dunque si parte, prima di restituire la linea, con questa campagna vaccinale. Possiamo dare qualche informazione per chi appunto volesse saperne di più dei nostri telespettatori? Assolutamente sì, la campagna è già partita, è partita il 7 di ottobre ufficialmente per tutti quanti. Il vostro punto di riferimento principale è sempre comunque il proprio medico di medicina generale e il proprio pediatra di libera scelta. La vaccinazione però viene effettuata comunque anche presso tutti gli ambulatori vaccinali dell'azienda. È aperta la piattaforma regionale ovviamente per la prenotazione, sia per quanto riguarda l'antinfluenzale che per quanto riguarda il Covid. Grazie alla dottoressa Capretta, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiori, e con Ilaria Marchiori c'era il mitico Sandro Ponchio. Vediamo la prima pagina del Gazzettino. Luca Zaia, il conto spiato da Vincenzo Coviello. Spiace che non si vedano i mutui, un paese che ci sorprende sempre, ma in negativo. Chi è questo bancario di Banca Intesa che è stato cacciato dalla banca in agosto perché la direzione aveva scoperto, il sistema di sicurezza aveva scoperto che stava accedendo illecitamente, illegalmente ai conti correnti. Pare che ne abbia visitati 7.000 tra uomini politici, personaggi dello sport, dello spettacolo, un po' di tutto. La stessa Giorgia Meloni insieme alla sorella Arianna è stata spiata. Allora con Francesco Ceronna in regia vediamo il servizio sui conti correnti del Presidente Zaia, che sono stati controllati da questo signore, da quest'uomo che nella banca li ha, diciamo, proprio perlustrati i conti correnti di Zaia e di altri. Diamo quel servizio per cortesia, Francesco, l'hai trovato? Servizio Conti Zaia Spia. Grazie. Resta ancora senza risposta e alimenta ovviamente sospetti il motivo che ha spinto un funzionario di banca per questo licenziato a spiare i conti correnti di politici di primo piano e funzionari di Stato, a partire dalla Premier Meloni con la sorella Arianna e l'ex compagno Andrea Giambruno. Tra i nomi anche il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. L'esistenza di un'inchiesta a riguardo, titolare la Procura di Bari, è stata rivelata sulle pagine del quotidiano Domani e a livello politico ha avuto l'effetto di uno tsunami. Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano, ha scritto su X la Premier Giorgia Meloni. Inquietano, anche se ormai non stupiscono più, le tante ormai situazioni di dossieraggio di cui, guarda caso, sono vittime sempre i vertici di centrodestra. Mi auguro che la magistratura, e in tempi brevissimi, faccia chiarezza su un tema così delicato come quello della privacy di cittadini che sono costantemente oggetto di attenzione da parte di soggetti esterni.
L'ex dipendente di Intesa San Paolo, licenziato l'8 agosto scorso dopo l'apertura di un procedimento disciplinare, avrebbe effettuato oltre 6.000 accessi a conti correnti. Tra i governatori, oltre a Zaia, anche il presidente della Puglia Michele Emiliano e l'ex dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, attuale europarlamentare. Nella lista i ministri Crosetto e Santanchè, il presidente del Senato Ignazio La Russa, funzionari dell'Arma e della Guardia di Finanza, procuratori. Il riservo delle comunicazioni private, quelle che sono le questioni private, sono tutelate dalla Costituzione e mi sembra che qualcuno se lo sia dimenticato. E guarda caso, gli obiettivi di queste speculazioni, di questi dossieraggi sono sempre quelli del centrodestra. Qualcosa su cui riflettere, su qualcosa che desta veramente tanta preoccupazione. Allora, su questo fatto gravissimo è intervenuto direttamente il presidente della regione Zaia. Il governatore Zaia ha anche il suo conto corrente spiato. Sì, a me spiace che nel conto corrente non si vedano i mutui, almeno avevano un quadro generale delle attività e delle passività, però al di là delle battute, insomma, questo è un paese veramente che ci sorprende sempre, ma in negativo. Pensare che ci sia una persona, da quel che ho capito, ha fatto 6.000 accessi, vuol dire che i sistemi anche, diciamo, di controllo sono pieni di falle in generale. Penso ad esempio che sarebbe utile per noi correntisti, per noi clienti delle banche, magari essere loggati in maniera tale che in ogni momento nel quale qualcuno entra nella tua posizione tu vieni avvisato con il nome e cognome di chi entra. Questo sarebbe simpatico, magari anche con la motivazione. Sono sicuro che ripulirebbero subito questi furboni che entrano nei conti correnti per guardare. Speriamo che poi non si riveli che questa attività fosse tutt'altro che dettata dalla follia, ma non fosse magari alimentata da qualcuno che aveva bisogno di fare dossier o altro. Senta, lei come l'ha saputo? Dai giornali. L'ho saputo dai giornali e quindi ho letto anch'io le rassegne stampa. Va così, questo è un paese che va così. Vediamo in Senato questa mattina, anzi ieri mattina, è approdata l'interrogazione del senatore veneto Andrea Martella sulle condizioni del carcere minorile di Treviso. Anche questo istituto sta subendo le conseguenze del decreto Caivano, spiega il segretario Dem, che ha chiesto anche tempi certi per la chiusura. Il caso del carcere minorile di Treviso, definito di assoluta emergenza dal Partito Democratico, arriva in Senato. Questa mattina, dopo l'interrogazione presentata dal senatore Andrea Martella, segretario regionale dei Dem, la discussione per chiedere interventi incisivi e tempestivi per il plesso di Santabona. Ho fatto presente al governo che è necessario che ci siano degli interventi che possono migliorare ulteriormente la situazione, nel momento che ci sono 22 detenuti quando i posti sono 12, ci sono minori e giovani adulti. Gli spazi sono ristrettissimi sia nelle celle che nel refettorio, c'è una mancanza di spazi per attività sportive. Se l'organico di polizia penitenziaria è stato implementato a Treviso, rimane la mancanza di fondi destinati alla rieducazione dei ragazzi, con l'effetto sovraffollamento creato dall'ultimo provvedimento approvato da Roma, duramente contestato anche dall'associazione Antigone. Il governo con il decreto Caivano ha deciso di portare i ragazzi in carcere, di aumentare le pene detentive, di diminuire l'età per la detenzione. Oltre ad interventi immediati, ha chiesto anche tempi certi per la chiusura del minorile a Treviso Andrea Martella questa mattina. Chiusura annunciata dal sottosegretario veneto Andrea Ostellari a fronte dell'apertura di un centro a Rovigo. Il governo oggi ha detto che i lavori stanno proseguendo, che presto verranno consegnati. Io ho chiesto che ci sia certezza sulla consegna dei lavori. Vorrei anche aggiungere che noi dobbiamo sempre pensare che le pene detentive, soprattutto per i ragazzi, siano basate sui principi della nostra Costituzione che prevedono appunto la rieducazione. Allora andiamo ad Asiago perché i lupi hanno aggredito gli asini di Ernesto Rigoni per l'ennesima volta e 3 animali sono scappati in centro. Per l'allevatore in arrivo una multa, insomma, oltre al danno, la beffa, dice Ferdinando Garavel. Oltre al danno, la beffa per Ernesto Rigoni, i cui asini sono stati ancora una volta presi di mira dai lupi.
L'altra notte i selvatici hanno sfondato le reti del recinto degli asinelli nei prati a ridosso di via Villarossi, a 2 passi dal centro, facendo scappare gli animali. Alcuni sono entrati nel cortile dell'abitazione di Rigoni, altri sono fuggiti verso Asiago. Il terzetto si è salvato solo correndo fino alla piazza della cittadina, fra auto e visitatori di passaggio. Le foto degli animali terrorizzati e disorientati sono finite sul web, facendo il giro delle pagine social che si occupano di faccende altopianesi. Ma la presenza degli asini di Rigoni è stata segnalata anche alle forze dell'ordine, che lo hanno avvertito dell'imminente arrivo di una sanzione perché i suoi animali sono fuggiti dal recinto e hanno invaso le strade del centro. L'allevatore è molto deluso dalla situazione e ammette che la multa che gli è stata promessa gli ha lasciato l'amaro in bocca. A spaventarlo sono però le file di occhi gialli che luccicano nella notte sotto gli alberi al limitare del bosco, a 2 passi dalle case. I suoi animali sono stati predati decine di volte, nonostante le sue richieste di aiuto e le sue prese di posizione non è cambiato nulla. Più volte Rigoni ha minacciato di chiudere l'attività e di portare tutti gli asini in comune o in Unione Montana, ma finora nessuno ha fatto nulla e a Ernesto Rigoni non resta che fare i conti con il danno e con la beffa. Purtroppo è così e si parlerà, anzi si parla di gestione dei lupi a Pederobba, un incontro con i vertici regionali, responsabili di gestione della fauna selvatica che faranno il punto sulla situazione e le possibili linee di intervento immediato per il contrasto alle predazioni di questi branchi. Tra il pubblico anche un pensionato di Revine e Lago che giovedì ha visto sterminata dai lupi la famigliola di asinelli che allevava da oltre 30 anni. Vai a portare qua con scavatore, perché erano tutti massacrati. Lui è capace qua dentro, no? Quindi è qua dentro a dormire e lui è brancato di là. È l'ennesima storia di predazione da parte dei lupi. Siamo a Tarzo, vicino alla sede degli alpini, ma soprattutto in mezzo ad un gruppetto di case tutte abitate. A Portacci, dove i 3 asinelli, un maschio, una femmina e un cucciolo di appena 2 mesi, sono stati sterminati da un branco, è un vicino del proprietario che ha voluto raccontare la vicenda nella sua casa di Lago, perché da domenica lui e sua moglie non se la sentono più di tornare per trovare solo la greppia vuota. Domenica mattina sono andato lì a mangiare presto, verso le 6, così 6:15. E la sera che sono ritornato ho trovato la sorpresa, tutti e 3 proprio dilaniati. Lei era proprietario di una famigliola di asini? Sì. E da quanti anni? Da 30 anni quasi. Ma com'era soprattutto l'asino maschio? È come un cristiano era quello là, un cristiano, veramente un asino buonissimo, veramente buono, ma buono. Il piccolo l'hanno azzannato al collo, mentre i 2 adulti li hanno dilaniati da dietro. Un massacro ad opera di un branco, secondo la polizia provinciale, è arrivato sul posto prima della rimozione delle carcasse. L'ennesimo tra queste rive. Secondo loro un branco di lupi, praticamente, non so quanti, se 1, 2, 3, 4, 5, non so quanti ce ne siano, però avevano predato anche poco distante le pecore. È sconfortato Michele Carpenè. Questi lupi gli hanno portato via un pezzo di famiglia, perché lui, la moglie e la figlia più piccola si erano davvero affezionati agli asinelli, al punto che quando era nato il cucciolo avevano appeso alla stalletta la classica coccarda azzurra. Per questo ora chiede che si agisca presto e pesantemente, per evitare a qualcun altro ciò che sta provando lui. Chi è responsabile di questa cosa qua, che prenda provvedimenti, ma non fra anni, fra qualche settimana, qualche mese al massimo. E ora a temere il peggio sono tutti i vicini. Mai avuto problemi con quei lupi, mai. E adesso? E adesso avete questi problemi qua, che bisogna ricintarsi. Quanti asini ha? Sarà 7, 8, 7, ma spero che li resti 7, 8, insomma, ecco. Ha alzato anche le reti? Sì, ho alzato le reti e mi sono protetto contro le bestie, ma a paura che restiamo senza. Servizio di Lucio Zanato, che è responsabile della una fortunatissima rubrica di Rete Veneta, l'agricoltura. Vediamo la prima pagina della Tribuna di Treviso, ancora incidenti purtroppo, questo è proprio poche ore fa, un'auto centrata da 2 veicoli gravi, la mamma e una neonata di 2 mesi, è successo a Vallonto di Fontanelle. Verso le 10:30 di venerdì la piccola inizialmente non rispondeva alle sollecitazioni, poi il pianto liberatorio sul posto, l'Eli soccorso, è accaduto stamattina allora alle 10:30. Sulla sicurezza stradale sentiamo cosa ci dice Francesca Bozza, che è in compagnia del presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon.
Giornata sulla sicurezza stradale nella sede della provincia di Treviso, con me il padrone di casa, il presidente Stefano Marcon. Con le immagini di Nicoletta Rizzetto vediamo alle nostre spalle lo scenario di un incidente stradale. È solo l'ultima delle simulazioni messe in scena oggi davanti agli studenti di alcune scuole superiori della Marca. Diversi scenari di incidenti, dallo scontro tra un'auto e uno scooter all'investimento di un pedone ad un incidente, ad un tamponamento a catena. Davvero delle simulazioni che hanno scioccato i ragazzi, ma hanno scioccato anche noi adulti, Presidente. Sì, abbiamo voluto fare questo evento in modo tale da andare a toccare le corde emotive dei ragazzi, perché scatena delle emozioni forti toccare con mano, vedere quali sono le dinamiche quando succede un incidente stradale. L'ultimo simula anche il decesso di un utente e quindi io credo che i ragazzi oggi vadano a casa con un bagaglio di esperienza in più, nel senso che acquisiscono consapevolezza su quali sono i comportamenti da tenere durante la guida, capiscono cosa bisogna fare nel caso in cui ci siano dei feriti, capiscono cosa non bisogna fare quando si è coinvolti in un incidente stradale come questo, dove la terza auto che è arrivata ha colpito i soccorritori. Detto questo, è un progetto che abbiamo ricominciato a mettere in pista un paio d'anni fa, quello sulla sicurezza stradale, che vede oggi culminare in questo evento dove, ripeto, toccano con mano, se possiamo dire così, le dinamiche che investono un incidente stradale. In una provincia, purtroppo, dove si registrano ancora tanti sinistri sulle strade e soprattutto tante vittime. Esatto, e quindi noi pensiamo che la formazione, il continuare a lavorare sui giovani, anche sui meno giovani, il tavolo istituzionale che abbiamo messo in pista, il tavolo sulla sicurezza stradale, ha uno sguardo a 360 gradi, cioè ai ragazzi, agli aspetti psicologici che derivano da un incidente mortale, ai meno giovani sui comportamenti che bisogna o non bisogna tenere, anche perché magari chi ha fatto la patente 40 o 50 anni fa aveva delle nozioni diverse a quelle che abbiamo oggi con il codice della strada che è cambiato, e quindi una visione ampia che ha quell'obiettivo appunto di andare a ridurre le vittime da incidente stradale. Proprio per chi ha preso la patente qualche anno fa si sta ragionando su una collaborazione che c'è già con le scuole guida per dare la possibilità in modo volontario agli adulti che lo volessero di aggiornarsi, diciamo così, sull'affrontare la strada. Fatto bene a specificare il volontario, perché ne avevo già parlato e qualcuno magari aveva interpretato come un obbligo andare a riaggiornarsi sulla patente. Non è così, è una possibilità che si dà a chi vuole fare dei corsi di aggiornamento, e io consiglio anche di coglierla questa opportunità, perché alcune cose sono cambiate ed esserne consapevoli aiuta a ridurre l'incidentalità stradale. Grazie al Presidente della Provincia Stefano Marcon. Grazie a voi. Grazie al Presidente, a Francesca Bozza. Il titolo della prima pagina del Mattino di Padova dedicato alla morte della dodicenne investita da un treno. Parla il macchinista, è spuntata all'improvviso, inutile la frenata. Andiamo in pubblicità e poi saremo in compagnia di Leonardo Padrin che, si dice sui giornali oggi, starebbe per rientrare alla grande in politica. A tra poco. Saluto e ringrazio Leonardo Padrin, che è molto spesso ospite di Focus. Buongiorno Padrin. Buongiorno direttore. Piacere vederla anche a Focus TG. Allora, l'occasione è quella dei titoli usciti oggi sui giornali, ne vediamo uno sul Gazzettino, il ritorno di Padrin. Cena per 350 con Alberto Stefani e Luca De Carlo senza Forza Italia, e si insinua che in questo articolo che lei starebbe per tornare alla grande in politica e sarebbe addirittura un po' il padre nobile di un ricompattamento del centrodestra. Beh, intanto sono contento del padre, perché ho paura di diventare il nonno casomai della... Ma insomma, sicuramente, tanto correggo i numeri, direttore, perché siamo già in 380 da stamattina. Però. Quindi insomma
mi sembra che la risposta sia una bella risposta, ma non è una risposta contro qualcuno. È una cosa iniziata, come lei avrà notato, senza simboli di partito, sì, aperta a tutti gli elettori di centrodestra. Poi abbiamo incrociato la disponibilità di Stefani e di De Carlo, però voglio dire non si esclude nessuno, la partecipazione è aperta a tutto il centrodestra. Ecco. E poi guardi, non è male il fatto che stiano insieme elettori di centrodestra senza ombrelli di partito. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Senta Padrin, no, faccio vedere la locandina, ragioniamo di politica con Leo Padrin, venerdì 11 ottobre, ore 20, intervengono Luca De Carlo, Alberto Stefani, al ristorante Al Bosco, e quindi sui colli sì, Euganei. Voglio dire, il fatto che manchi Forza Italia, lei ha detto potrebbero esserci delle sorprese, può spuntare a un certo punto Flavio Tosi o cos'altro? Allora, se non ho certezze non voglio anticipare, perché altrimenti si tramuta in un messaggio negativo. Chi viene stasera come esponente del centrodestra è bene accolto, proprio perché non si esclude nessuno. Però nell'organizzare questo non volevo andare incontro a una mediazione tra chi prima, dopo, durante, per cui siamo partiti e la risposta è stata molto al di sopra delle nostre aspettative, devo dire. Senta, si parla moltissimo del centrodestra, più del centrodestra che del centrosinistra in Veneto, per ovvie ragioni, non solo per le fibrillazioni, ma per quello che il centrodestra ha sempre rappresentato. E ogni giorno ce n'è una, no? L'ultimo rumor parla di Fratelli d'Italia che potrebbero candidare un sindaco a Milano in cambio è un sindaco a Venezia, si parla di Raffaele Speranzoni, in cambio della Lega, che rimarrebbe in regione, no? Con un presidente della Lega che potrebbe essere Luca Zaia se dovesse avere un altro mandato, o qualcun altro esponente del Carroccio. Lei come la vede? È uno scontro che non porterà ad un candidato comune o alla fine qui o a Roma si deciderà per il meglio? Guardi direttore, io non frequento Roma perché lei sa che sono molto impegnato nelle mie attività, per cui però frequento molto i Veneti sia per lavoro che per passione, e le posso assicurare che nella base del centrodestra questo conflitto non esiste proprio. Anzi, forse c'è bisogno proprio che anche di diversi partiti stiano insieme gli elettori per vincere quei comuni che sono ancora ostici. Su Speranzon io dico che sarebbe un grande sindaco di Venezia, magari si candidasse, perché secondo me la vittoria, non dico sia certa perché in politica non bisogna mai dirlo, ma sono convinto che avrebbe ottime chance di riuscire. Ecco, senta Padrin, in particolare sulle regionali avrà effetti la vicenda dell'autonomia, contro la quale si sono schierati addirittura ministri del governo che ha firmato un patto per un accordo per arrivare all'autonomia anche al premierato. C'è stato il ministro Tajani, ministro degli esteri, che ha deciso è contrario alla competenza del commercio estero alle regioni. Poi Musumeci, ministro della protezione civile e ambiente, che dice no, queste sono cose mie. Ultimo della serie il ministro Piantedosi, che dice no, i vigili del fuoco li gestiamo noi. Quindi ognuno cerca di conservare tutti gli spazi e tutti i poteri, no? Quindi un po' si dimostra che dietro a questa vicenda dell'autonomia ci sono sempre i capricci, le invidie, le ambizioni a volte anche un po' ciniche. Direttore, due commenti veloci. Il primo è che in Italia siamo sempre in campagna elettorale, per cui tutti cercano di serrare le fila. La seconda è il discorso del tacchino. Io non ho mai visto un tacchino che sia contento che arrivi il Natale, quindi se uno fa il ministro deve motivare il suo staff, il suo ministero, come fa a dire che è d'accordo che una parte di questo
sia delegata alle regioni pur in un clima di collaborazione e di coordinamento, per cui direi che è tutto più che giustificato in questo momento. Il comportamento di questi ministri, ma non dimentichiamo che hanno votato questa legge, per cui insomma, d'accordo che questo è un po' il paese dei pentiti, ma solo in alcune parti d'Italia, non dappertutto. Ma non le sembra un po' egoistico, cioè l'atteggiamento di un ministro che dovrebbe avere a cuore, diciamo, il bene del paese e invece sta lì, insomma, sembra un po' l'asilo Mariuccia, no? Come fanno i bambini, no? Mi hai tolto il trenino, mi ridammo, cioè siamo a questo livello. Se io e lei lavorassimo nel Ministero della Protezione Civile, non so se sia solo Protezione Civile o quello che è, e il nostro capo, il nostro ministro dicesse: io sono contento che dal 2025 o dal 2026 si devolve questo compito alle regioni, io e lei resteremo lì o cercheremo di andare da qualche parte dove ci è permesso di realizzare i nostri progetti futuri? Forse chiederemo di andare alle regioni, per cui ripeto, è comprensibile sia umanamente che professionalmente l'atteggiamento del ministro. Chiarissimo. Senta Padrina, allora adesso andiamo in diretta, facciamo un altro collegamento a Tezze sul Brenta. Mi permette una battuta, direttore? Sì. Velocissima. Prego. Sul centro-sinistra abbiamo parlato delle difficoltà del centro-destra. Il centro-sinistra fa l'Aventino perché ha paura che i suoi eletti in Parlamento lo tradiscano nel segreto del voto. Insomma, voglio dire, mi sembra che sia un Aventino un po' particolare. Tutto qua, finito. No, senta, no, ma non volevo chiudere il collegamento. Resti con noi e però apriamo una finestra importante su Tezze sul Brenta, dove ci saranno i funerali alle 15:30 di Sammy Basso, e quindi andiamo in diretta da Monica Smiderle. A te, Monica. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Partiamo dalle immagini dei fiori portati qui a Tezze dai compagni della quinta C di Sammy Basso e dai suoi professori. Sammy Basso, che ha frequentato il liceo scientifico da Ponte a Bassano del Grappa, Sammy Basso che si è laureato a Padova in biologia molecolare, un uomo che ha dato davvero tantissimo allo studio, alla ricerca, all'intera comunità. Con me c'è il vice sindaco di Tezze, Valerio Lago. Sammy Basso va ricordato appunto per questa sua estrema generosità nei confronti degli altri, della ricerca, dello studio, dell'intera comunità. Sì, sicuramente Sammy è una persona importante per Tezze, un raggio di sole per tutti i cittadini, che dava serenità, dava forza, e lui dava forza a noi. Era un consigliere comunale onorario già da 10 anni, quindi era una persona che ha mosso tutto questo, e noi siamo onorati nel preparare questo per Sammy, perché se lo merita, ma lui è solo passato oltre, qui con noi sempre, quindi aspettiamo tanta gente per onorarlo e per dare quello che si merita. Non è l'ultimo saluto a Sammy Basso, perché è impossibile dare un ultimo saluto a Sammy Basso, proprio perché lui rimarrà sempre nel cuore di tutte le persone che l'hanno conosciuto, perché ha avuto una capacità di penetrazione nell'animo, nel cuore, nella mente delle persone. Lui abitava qui a Tezze, era tra di noi sempre, quindi sarà ancora tra di noi. Tutti gli portano rispetto oggi, ma lui non è passato oltre, lui è qui con noi. Ringrazio il vice sindaco di Tezze. Direttore, è il popolo di Sammy quello che si sta radunando lentamente qui a Tezze sul Brenta, nell'area retrostante la chiesa. Ci avviciniamo perché le prime persone stanno già arrivando, ma poi arriveranno tutti i gruppi. Sono appena terminate le prove del coro di Schio, città dove Sammy è nato. Che ricordo, signora, di Sammy? Ricordi da piccolo in su sempre, anche con la famiglia, eri sempre in collegamento, proprio bellissimi ricordi. Bellissimi. Non si poteva mancare oggi? No, assolutamente. È il Signore che ha fatto un miracolo, un miracolo proprio perché il suo ha meritato quel miracolo qua. Che cosa ha insegnato a tutti noi Sammy? A essere manco cattivi,
La bontà. Ecco, la bontà, il suo sorriso, i suoi ricordi di tutti, perché tutti i ricordi di Sammy, tutti. Signora, che cosa dire di Sammy? Che cosa le ha insegnato? Io l'ho conosciuto perché frequentavamo la stessa associazione alla nostra famiglia di Vicenza con i miei figli e l'ho conosciuto che aveva 7-8 anni e mi ricordo un giorno che eravamo tutti seduti là e lui teneva un po' su di morale, diciamo, con le sue barzellette, che era bravissimo. E dopo un giorno si è avvicinato alla mamma sua e verso di noi ci aveva detto io sono senza capelli, però quando ero piccolo ce li avevo. È andato vicino alla mamma e con i capelli della mamma se li è messi sopra e dopo se li è tirati via e gli ha detto contro la mamma, però sono bello anche senza capelli. E noi abbiamo detto sei bellissimo lo stesso, ecco. Leggerezza e profondità di pensiero al tempo stesso. Grazie signora, lei ha avuto modo di conoscere Sammy. Era una bella persona, le volevo ancora bene, è simpatico. Sentiremmo tutti a mancanza. Ma insomma Sammy resterà sempre con noi. Queste le prime voci, il pensiero degli amici di Sammy, di tutte quelle persone che oggi si stanno avvicinando a Tezze sul Brenta per questo abbraccio a Sammy Basso. Per il momento è tutto, ricordiamo naturalmente la diretta a partire dalle 13:30. A te direttore. Grazie molte, grazie. Padrina, io mi sono fatto questa idea che la grande partecipazione a questo dolore, la folla è immensa, non è solo in altri casi può essere un fatto mediatico, ma qui c'è veramente il cuore della gente, perché in un mondo dove si vede tanta arroganza, tanta violenza, tanta supponenza, tanta presunzione, questa è stata una luce, un faro, no? Questo fuscello, la forza che ha espresso è inversamente proporzionale alla gracilità del suo fisico. A me ogni tanto, io lo conoscevo, l'ho intervistato, è sempre stato gentilissimo con tutti noi. Quando lo vedevo in mezzo a una strada mi faceva paura, perché vedere questo corpicino magari sfiorato da una macchina è una cosa che sembrava che bastasse una folata di vento per spostarlo. Invece il suo peso morale e umano era enorme. Io credo che sia per questo che sia stato e sia ancora oggi tanto amato. Vede direttore, la nostra società è attraversata da tante fragilità. Sono capitati anche in questi giorni dei fatti che non voglio descrivere per evitare emulazioni. Allora, di fronte a tanta fragilità, una testimonianza come quella di Sammy Basso è una testimonianza che dovrebbe far crescere una luce e, se non direttamente, trovare in tutti noi la possibilità di riprenderla e trasferirla questa luce, perché se pensiamo a quello che ha fatto lui, a quello che ha affrontato lui nella vita e alle fragilità che attraversano tutta la nostra società, c'è veramente un messaggio che può salvare delle vite, sotto tutti i punti di vista salvarle, anche fisico. È vero, e poi lui era profondamente religioso. Qui abbiamo visto in compagnia del pontefice Di Francesco e ha parlato spesso della fede, l'importanza della fede, ha detto anche forse mi ha mandato qui Dio e non si stenta a crederlo, perché quello che ha fatto Sammy Basso in questi pochi anni sono stati in pochi a riuscire a realizzarlo. Torniamo alla politica, Padrin, ricordando che dalle 13:30 saremo in diretta sulle reti Media Nord-Est a Tezze sul Brenta per i funerali di Sammy Basso. Torniamo alla politica perché ci sono in vista delle regionali vari scenari. C'è stata recentemente da parte di Matteo Salvini la nomina di Alberto Stefani a vice segretario federale, cioè era già segretario regionale della Lega.
la nomina a vice segretario federale è un'ipoteca su una possibile candidatura salviniana, secondo lei? Io non conosco le dinamiche della Lega, però da osservatore e da elettore del centrodestra ho visto che Stefani è riuscito a gestire delle situazioni piuttosto delicate che erano nati dalla candidatura a sindaco del comune di Padova del centrodestra, sopportando anche molto, diciamo, sotto tanti punti di vista, perché accanto a chi lavorava c'erano anche i sabotatori. Lui è riuscito a uscire da quella situazione difficile, ha vinto un congresso e ha dimostrato un equilibrio che insomma non è molto frequente. Poi le dinamiche interne della Lega sono interne alla Lega, per cui ci penserà la Lega alle designazioni. Io di Stefani apprezzo come sia uscito da quella situazione difficile tenendo un atteggiamento molto equilibrato. E questo, ripeto, per uno che ha insieme ad altri la responsabilità di scrivere il futuro del Veneto è molto. Poi devo dire, come Presidente della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo, ha fatto e sta facendo tantissimo per l'autonomia. È una battaglia che bisogna assolutamente vincere. Al di là, prima parlavamo dei ministri, ma insomma il voto di 2.400.000 veneti, Padrin, può secondo lei essere calpestato in questo modo? Ma non bisogna cadere in provocazioni, direttore, perché non è interesse di questo progetto mettersi a discutere con un ministro perché ha 4 posizioni apicali in Veneto, magari di persone che sono brave e di cui ha anche fiducia, ma delle quali magari vuole preservare il futuro. Si va avanti sopportando anche qualche sgambetto, ma evitiamo di immergerci in subbattaglie che danneggiano il progetto principale. Ecco, senta, c'è stata la raccolta di firme per il referendum che vuole abrogare la legge sull'autonomia, perché ricordiamo che il DDL Calderoli è diventato legge con la promulgazione del Capo dello Stato, no? E qualcuno dice non è costituzionale e quindi va abrogato per quello, ma secondo lei cosa potrà decidere la Consulta dopo quanto abbiamo sentito dire anche forse al più grande costituzionalista italiano, che è il professor Mario Bertolissi, sì. Non ci sono gli estremi per abrogare una legge che è collegata tra l'altro alla legge di bilancio? Guardi, direttore, io non ho la cultura, perché insomma la mia laurea aveva altri indirizzi, né l'esperienza di Bertolissi, però io posso proporre una raccolta di fondi a favore del PD, perché non so nelle altre regioni, ma in Veneto con questa raccolta di firme veramente ci sarà un problema per il PD di raccattare quei pochi voti che hanno. Ecco, secondo lei la guerra all'autonomia qui in Veneto quindi può essere foriera di svantaggi dal punto di vista elettorale? Certo, sì. Perché non si può, di solito una critica viene fatta perché io mi aspettavo una strada, ne fanno mezza, ma la critica non può essere quella di dire chiediamo troppo, era meglio chiedere meno. Credo che anche il più distratto degli elettori capisca che in realtà questa battaglia è rivolta a una preferenza che il centro-sinistra ha verso gli elettori del sud che vuole tenersi attorno. Molto chiaro come sempre. Padrin, stia con noi perché adesso dobbiamo andare in due minuti in pubblicità e poi torniamo con lei. A tra poco. Di nuovo in diretta con Leonardo Padrini, imprenditore ma che è stato in Consiglio regionale molti anni e nei giornali oggi viene ricordato come il potente presidente della Commissione Salute. Padrin. No, ma non per merito mio, direttore, forse per chi mi è succeduto. Padrini, io la invito spesso perché lei ha un umorismo, non so se britannico, comunque
molto sottile, molto sottile. Rivediamo allora stasera, ragioniamo di politica con Leo Padrin, sfortunatamente non a Focus, ma sui Colli Euganei con Luca De Carlo e l'onorevole Alberto Stefani, via Bosco 21 a Cervarese Santa Croce, ristorante al Bosco. Mi sa che dopo questa intervista da 380 saliranno cioè i commensali. Non lo so, però c'è tanta voglia di tornare a discutere di politica e a stare insieme senza essere intruppati in una caserma politica. Senta, un'ultimissima cosa, si è messo in evidenza il fatto che non ci sono esponenti di Forza Italia, può darsi che ci siano, ma ufficialmente no. È una scelta o è... Allora, è una cosa nata veramente fra 4 amici, Massimo, Sandra, Roberto, proprio veramente 4 amici. E non c'è stata un'esclusione, tant'è vero che chi vuole venire stasera avrà lo spazio che merita. So che è un po' andreottiana questa battuta, però la chiarisco. No, ma nel senso che, voglio dire, se si presentano esponenti anche di altri partiti del centrodestra, per carità, non c'è problema. Ecco, questa è la vera democrazia e il confronto deve essere aperto a tutti. Io rispetto per quanto mi riguarda le opinioni di tutti, che siano di destra, di sinistra, di centro, da qualsiasi parte arrivino, diciamo, le opinioni con la precedenza, vorrei dire, soprattutto ai cittadini che a Focus stasera possono intervenire liberamente. Ci sarà qualche rissa secondo lei? Cioè, no, tutt'altro. Tutt'altro. Qualche facinoroso? Anticipo una cosa che può essere, insomma, secondo me simpatica. Allora, c'è stato uno scambio di battute e Luca De Carlo ha detto vengo a fare la campagna a Stefani e Stefani ha detto vengo a fare la campagna a Luca De Carlo. Quindi massimo fair play, benissimo. Certo. Padrin, grazie non molte. So che campagna perché non voglio precludere altri, però... Certo. Grazie molte, la ringrazio molto, ci rivedremo presto a Focus. Intanto ricordo tra pochissimo in diretta da Tezze sul Brenta per i funerali di Sammy Basso che inizieranno alle 15:30 la messa funebre, ma ovviamente noi seguiremo l'arrivo di tutte le persone che verranno a dargli l'ultimo estremo saluto e ci collegheremo con i nostri inviati Mirko Cavallin, Monica Smiderle e con i nostri operatori in diretta tra poco. Grazie a Francesco Ceron, chi c'è con te in regia? Italo Morao, Francesco Ceron e Italo Morao, i nostri registi. A tra poco, arrivederci.